L'assessore Lanzarin sostanzialmente conferma i dati drammatici che come gruppo regionale del Partito Democratico abbiamo denunciato in riferimento alla carenza dei medici di medicina generale nella nostra regione. Sono oggi 486 le cosiddette zone carenti, cioè territori in cui i cittadini non possono accedere ai servizi dei medici di base, e a questa carenza già grave si aggiungerà nel prossimo triennio il pensionamento di oltre 450 medici di base che esercitano attualmente. È evidente che questa situazione drammatica è collegata ad un'errata programmazione regionale, in particolar modo in riferimento alle borse di studio e di formazione dei medici di medicina generale, tanto che, pur ampliando al massimo possibile il numero di borse di studio, nel prossimo triennio, ce lo conferma l'assessore, saremo nella migliore delle ipotesi soltanto nelle condizioni di sopperire a chi andrà in pensione, senza riuscire dunque a ridurre minimamente il numero delle zone carenti. Le soluzioni dell'assessore Lanzarin sono totalmente inadeguate. Il ricorso alla Guardia Medica sconta il fatto che anche la Guardia Medica ha una carenza di oltre 600 unità, per non parlare del tema dei pronti soccorso, e purtroppo ancora una volta nessuna parola da parte dell'assessore rispetto all'unica vera soluzione possibile: medicina integrata, medicina territoriale, medicina di gruppo, micro team, supporto e valorizzazione della figura del medico di medicina generale.